Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia, i principali titoli della mattina. Oggi, 10 febbraio, è il giorno del ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Quest'anno in particolare si celebra il ventennale della sua istituzione. Un muro di silenzio e di oblio si formò intorno alle terribili sofferenze di migliaia di italiani, il ricordo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante il mare in tempesta, continuano gli sbarchi a Lampedusa, dove sono arrivati altri 55 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera. Il gruppo è stato portato nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 428 ospiti. I carabinieri di Ragusa hanno arrestato due fratelli accusati di lesioni personali gravissime, minacce aggravate e danneggiamento. I due uomini di 37 e 28 anni hanno accoltellato il vicino di casa al termine di una lite degenerata. Il riutilizzo delle acque depurate in agricoltura per usi civili e ambientali. Potrebbe essere questa la soluzione per la siccità che sta colpendo le campagne siciliane. L'idea è sostenuta dal decreto dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità guidato da Roberto Di Mauro. Infine, via libera dal governo Schifani al programma nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura. L'obiettivo è quello di sostenere la parte più sostenibile del settore. La dotazione finanziaria assegnata alla Sicilia è di oltre 116 milioni di euro. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.